Gozze di Wine, siamo qui a Roma, le prime serate calde ma non troppo della stagione, a parlare della nuova stagione, con Criolin dal Piemonte, Bramoniciano, qua giù che è il suo ambasciatore per l'Italia in Toscana, ma non solo, oggi si è allargato fino a Roma, Sì. ecco un vino di Criolin che rappresenti l'estate, rappresenti la prossima stagione. Sì, io secondo me per la prossima stagione, per l'estate, lo Chardonnay che stai assaggiando ora, secondo me è molto buono, molto fresco, molto profumato e si adatta benissimo all'estate, ai frutti di mare, ai crostacei e quindi anche nella nostra Toscana, ma anche qui nel Lazio. Secondo me sul mare ci sta la grandissima. La ventata di freschezza dal Monferrato, Monferrato, che in Piemonte i vini bianchi sono, insomma, una bella tradizione, ma non del tutto così ancora riconosciuta. Ecco, e Crioline l'ha trovato, poi abbiamo assaggiato in Moscato, ma c'ha anche una denominazione particolare, no? Sul rosso. Sul rosso, sì, e ora ha presentato un nuovo vino rispetto a poco tempo fa, è il Rouquet, che secondo me chiaramente è molto fresco, molto buono e per la cucina romana si adatta, lo proporrei anche con un piatto tipico romano come può essere l'abbacchio. Ecco, l'abbacchio, quindi ecco, diciamo un cozzo tra due regioni molto lontane. Ecco, il Rouquet, qual è la caratteristica del Rouquet? Insomma, non è molto conosciuto al di Non è fuori. molto conosciuto, sì, al di fuori del Piemonte, chiaramente io sono di parte, però sono il suo rappresentante e secondo me è un prodotto anche per la nostra Toscana un po' innovativo, un po' diverso rispetto Diciamo è questo naso che a volte ricorda un brachetto, sì. tra un bacchetto e un amarone, no? Un amarone, Con questa bravo. freschezza incredibile e poi anche in bocca quando viene giocato così con eleganza e della piacevolezza, anche freddo. Secondo me sì, anche freddo d'estate è una bellissima Infatti giustamente tu hai detto agnello, quindi carne bianca, non rossa, quindi tenete conto che il Rouquet potrebbe farvi svoltare l'estate. Lo spero, dai, e buona estate a tutti.